Signore mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, Kyrie eleison. Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, Christe eleison. Signore, che siedi alla destra del Padre e intercedi per noi, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Donaci, o Padre, di esprimere con la vita il mistero che celebriamo nel giorno natalizio di Santo Stefano, primo martire, e insegnaci ad amare anche i nostri nemici sull'esempio di lui, che morendo pregò per i suoi persecutori, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Stefano, pieno di grazia e di potenza, faceva grandi prodigi e segni tra il popolo. Allora alcuni della sinagoga, detta dei Liberti, dei Cirenei, degli Alessandrini e di quelli della Cilicia e dell'Asia, si alzarono a discutere con Stefano, ma non riuscivano a resistere alla sapienza e allo spirito con cui egli parlava. E così sollevarono il popolo, gli anziani e gli scribi, gli piombarono addosso, lo catturarono e lo condussero davanti al Sinedrio. Tutti quelli che sedevano nel Sinedrio, udendo le sue parole, erano furibondi e in cuor loro digrignavano i denti contro Stefano. Ma egli, pieno di Spirito Santo, fissando il cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio e disse: Ecco, contemplo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio. Allora, gridando a gran voce, si turarono gli orecchi e si scagliarono tutti insieme contro di lui. Lo trascinarono fuori della città e si misero a lapidarlo, e i testimoni deposero i loro mantelli ai piedi di un giovane chiamato Saulo e lapidavano Stefano, che pregava e diceva: Signore Gesù, accogli il mio spirito. Poi piegò le ginocchia e gridò a gran voce: Signore, non imputar loro questo peccato. Detto questo, morì. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ripetiamo: alle tue mani, Signore, affido il mio spirito.
Sii per me una roccia di rifugio, un luogo fortificato che mi salva, perché mia rupe e mia fortezza tu sei. Per il tuo nome guidami e conducimi. Alle tue mani, Signore, affido il mio. Alle tue mani affido il mio spirito. Tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele. Esulterò e gioirò per la tua grazia, perché hai guardato alla mia miseria. Alle tue mani, Signore. Liberami dalla mano dei miei nemici e dai miei persecutori. Sul tuo servo fa splendere il tuo volto. Salvami per la tua misericordia. Le tue mani. Alleluia, alleluia, alleluia. È detto colui che viene nel nome del Signore. Il Signore è Dio, egli ci illumina. Alleluia, alleluia, alleluia. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno i tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe. Sarete condotti davanti a governatori e re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani. Ma quando vi consegneranno, non preoccupatevi di come, di cosa direte, perché vi sarà dato in quell'ora ciò che dovete dire. Infatti non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre che parlerà in voi. Fratello farà morire il fratello, il padre, il figlio, i figli si alzeranno ad accusare i genitori, li uccideranno. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. È parola del Signore. Miei fratelli e sorelle, oggi ci troviamo un po' meno, ma è ugualmente una festa importante in questa settimana privilegiata del Natale. E questa prima celebrazione è davvero indicativa. Dopo il Natale di Gesù celebriamo oggi la memoria di Santo Stefano, che è il primo martire della Chiesa di Gerusalemme, e a Santo Stefano e a tutti i martiri della Chiesa, che sono davvero moltitudine. A tutti questi santi noi chiediamo la loro protezione, il loro aiuto. Loro sono i nostri protettori. Ci addolora, però è un fatto normale, perché in questo tempo la Chiesa vive con gioia il dono della vita che Gesù ha portato al mondo con la sua presenza. La memoria del martire Stefano tuttavia non disturba la celebrazione, la liturgia natalizia, anzi potremmo dire che la avvalora, le dà maggiore rilievo. C'è un vescovo ricordato dalla storia della Chiesa, San Fulgenzio, da
del martirio di Santo Stefano, parla loro così, invitandoli a fare festa. Ieri abbiamo celebrato la nascita del nostro re, oggi celebriamo la passione e la fedeltà del soldato, motivo di gioia anche oggi, anche con il sacrificio di Stefano. Tutto ciò che noi conosciamo di Stefano lo troviamo raccontato da Luca negli Atti degli Apostoli. Stefano era un giovane della comunità di Gerusalemme, greco di origine, ed era stato scelto dalla comunità di Gerusalemme con altri fratelli per provvedere al servizio delle mense, quando si incontravano insieme, mangiavano insieme. Ma era successo qualcosa di strano nella comunità. Tra i cristiani di origine greca, alcuni si erano lamentati con gli apostoli di come erano trattate le loro vedove. Gli apostoli allora convocarono l'assemblea della comunità e decisero di scegliere 7 persone, 7 fratelli incaricati con questo ufficio, lasciando gli apostoli liberi per dedicarsi alla preghiera e al servizio della parola. Stefano è il primo di questi 7 fratelli che poi saranno chiamati diaconi, messi a servizio della comunità, al servizio delle mense. Stefano, ripieno di Spirito Santo, però, non solo si dedica al servizio dei fratelli, ma si rende anche testimone di Gesù con la sua parola. I giudei non riescono a contenere l'entusiasmo di questo giovane che predica Gesù, il Messia, e indica nella legge dell'amore voluta da Gesù l'elemento riconoscitivo dei discepoli del Signore. Da questo vi riconosceranno per miei, se vi amerete gli uni gli altri. I giudei non riescono a contenere l'entusiasmo di questo giovane e allora pensano di ucciderlo, non c'è altra maniera. Ricorrono all'inganno e accusano Stefano di bestemmia. Succede anche oggi, sembra che sia un peccato grande, bestemmia contro Dio, e per questo Stefano viene condannato a morte. Ripieno della fede e della luce di Dio, Stefano esclama: vedo i cieli aperti e in quella luce il Figlio alla destra del Padre. I giudei, inferociti dalle parole di Stefano, lo trascinano fuori della città come avevano fatto con Gesù e lì lo uccidono in una maniera davvero barbara con le pietre. Stefano muore come Gesù sulla croce, pregando il Padre: Padre, accogli il mio spirito, e pregando e perdonando a quelli che lo stanno uccidendo. Signore, non imputare loro questo peccato. Così muore Stefano, il primo martire della Chiesa, il primo testimone di Gesù, della comunità di Gerusalemme. Col martirio di Santo Stefano, possiamo dire, comincia il tempo della persecuzione
il tempo della prova dei discepoli di Gesù. Gesù realmente, prima di ritornare al Padre, aveva avvertito i suoi: mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea, nella Samaria, fino agli ultimi confini della terra. E gli ultimi confini in quel tempo erano Roma e i suoi territori. Io però, Gesù assicura i suoi, sarò con voi, non vi abbandonerò, non temere. Sarete perseguitati a causa del mio nome, ma chi persevererà sarà salvo. Dal tempo di Santo Stefano fino a noi, nella Chiesa di Gesù, non sono mancati i martiri. Anche oggi, tutti gli anni la Chiesa fa un resoconto di quanti muoiono per Cristo Gesù, dando ragione della loro fede. Questi sono coloro che donano la fede come testimonianza di amore per Cristo. E anche noi siamo chiamati ad essere testimoni di Gesù. Testimoni di Gesù. Ricordiamolo che i martiri sono i coraggiosi che credono veramente nel Signore. E allora, seguendo l'esempio di Santo Stefano, come discepoli che pretendiamo di essere, siamo chiamati a testimoniare con coraggio anche noi la nostra fede. Non vergogniamoci di quello che portiamo con noi. La fede è qualcosa di grande che ci onora, non ci impoverisce, non ci rende dei vigliacchi, che ci onora la nostra fede e a raccontare Gesù con la nostra vita. Non abbiamo bisogno di sventolare bandiere, ma abbiamo bisogno di testimoniare con la vita la nostra fede in Gesù. Perché? Perché c'è una ragione importantissima. Come seguaci di Gesù siamo chiamati a collaborare con Lui perché il mondo creda e perché il mondo abbia salvezza, quella salvezza che il Padre ha voluto realizzare con il Figlio suo, Gesù, che abbiamo celebrato nel Natale. Facciamo la nostra preghiera a Santo Stefano. Nella gioia del Natale, mentre celebriamo il martirio del diacono Stefano, pieno di fede e di Spirito Santo, presentiamo a Dio Padre la nostra preghiera. Preghiamo insieme e diciamo: Dio degli Apostoli e dei Martiri, ascoltaci. Dio degli Apostoli e dei Martiri, ascoltaci. Signore, che hai dato al diacono Stefano la forza del martirio, associata alla beato tuo Figlio, attenda con gioia il suo ritorno nella gloria. Noi ti preghiamo. Dio degli Apostoli e dei Martiri, ascoltaci. Signore, che hai mandato sulla terra il tuo amato Figlio e servo, suscita ministri generosi e fedeli, perché nella Chiesa non manchino sapienti evangelizzatori e testimoni credibili della carità. Noi ti preghiamo. E dei martiri, ascolta.
Signore, che chiami alla fede e alla salvezza tutti gli uomini, illumina i popoli che non hanno ancora accolto la verità del Vangelo, perché riconoscano in Gesù il Dio fatto uomo. Noi ti preghiamo. Dio dei martiri, ascoltaci. Signore, che ti fai carico dei drammi dell'uomo, conforta quanti soffrono nel corpo e nello spirito, perché siano sollevati dal tuo amore di Padre. Noi ti preghiamo. Dio degli apostoli, dei martiri, ascoltaci. Signore, che nel proto-martire ci hai dato un modello di vita eroica nella fede e nella carità, rafforzaci nel credere e nell'amare, perché esercitiamo con trasparenza nella Chiesa e nella società gli incarichi ricevuti. Noi ti preghiamo. Apostoli e dei martiri, ascoltaci. Accogli, o Padre, le nostre preghiere per intercessione di Santo Stefano, rendici veri amici del Cristo tuo Figlio, perché in vita e in morte sappiamo tenere fisso lo sguardo su di Lui che vive glorioso accanto a te nei secoli dei secoli. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti, accoglici, Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Gesù, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Ti siano graditi, Signore, i doni del servizio sacerdotale che oggi ti presentiamo nella gloriosa memoria del Santo Martire Stefano. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Veramente cosa buona, giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Del mistero del Verbo incarnato è apparsa agli occhi della nostra mente la luce nuova del tuo fulgore, perché conoscendo Dio visibilmente, per mezzo di Lui siamo conquistati all'amore delle realtà invisibili. Noi uniti agli angeli, agli arcangeli, alla moltitudine dei cori celesti, proclamiamo insieme la tua gloria. Santo,
dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spensò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. È mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione il corpo e il sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno santissimo in cui la Vergine Maria diede al mondo il Salvatore. Rendila questa tua Chiesa perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, nostro Vescovo Andrea Bruno, per i presbiteri, i diaconi, tutte le persone consacrate. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle, addormentati nella speranza della risurrezione. Nella tua misericordia ricordati di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, i martiri, tutti i santi che in noi furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. E ora insieme ringraziamo il Padre di quanto stiamo vivendo insieme il mistero del Natale, del Figlio
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo, e non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni dei secoli dei secoli, la pace del Signore sia con tutti voi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, Corpo e sangue di Cristo vi guardino per la vita eterna. il canto numero 449. Ti lodiamo e ti adoriamo, Cristo Signore. Ti lodiamo e ti adoriamo, Cristo Signore. Ti seguiamo nel cammino, ti seguiamo nel cammino, ti seguiamo nel cammino, Cristo Signore. Ti lodiamo e t'adoriamo, Cristo Signore. Ti lodiamo e ti adoriamo, Cristo Signore. Ti doniam la nostra vita, ti doniam la nostra vita, ti doniam la nostra vita, Cristo Signore. Ti lodiamo e ti adoriamo, Cristo Signore. Ti lodiamo
Cristo Signore. Preghiamo. Ti rendiamo grazie per i molteplici doni della tua misericordia, o Padre, che ci salvi con la nascita del tuo Figlio e ci allieti con la celebrazione del Santo Martire Stefano, per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente e Misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo. Messa finita, andiamo in pace. A tutti buona continuazione della festa che hanno iniziato nel Natale. Il numero 318. O Maria Santissima, dolce Madre di Gesù, stendi il tuo manto sopra la terra, rendi sicuro il cammino quaggiù. Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria. O Maria purissima, sei l'eletta del Signore, salva i tuoi figli, guidali al cielo, sorreggi tu la speranza nel cuore. Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria.